Ritorniamo in diretta. Allora abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni e salutiamo con grande piacere il dottor Carlo Nordio. Buonasera dottore. Buonasera e buon Buonasera, anno. grazie, auguri anche a lei. Allora, insomma, qui abbiamo una donna eccezionale, Madame de Pompadour. Lei veramente ha scritto un bell'articolo, ho preso spunto da questo suo articolo. Insomma, vogliamo conoscere un po' meglio, lei l'ha studiato, ho visto che così è molto articolato, ecco, il suo scritto. Allora, chi era Madame de Pompadour? È stata, come si dice in francese, una maîtresse en titre, cioè diciamo un'amante titolata del re Luigi XV, ma è stata in realtà molto di più di una cortigiana di alto bordo. Lei era di origini relativamente umili, però di una bellezza straordinaria, ma anche di una grande intelligenza e una grande cultura. Era stata notata a corte dal re, che ne aveva fatto appunto una sua amante. A quell'epoca era un grande onore essere l'amante del re di Francia, e da questa posizione, diciamo così, sentimentale, la grande dama è diventata una sorta di consigliera e di ministro ombra del regno di Luigi XV. Tra l'altro era molto influente nella nomina dei ministri, nelle decisioni politiche del re, e anche nel sostenere le lettere, le arti e tutta una serie di attività culturali che andavano ben oltre quelle che potevano essere le sue semplici prerogative di dama di corte. Quindi ha esercitato anche un vero potere, se vogliamo, pur non essendo regina, pur non essendo insomma... No. Quindi... Ha esercitato di fatto un potere maggiore addirittura di quello di molti ministri. Agiva, si fa per dire, discretamente nell'ombra, però era molto influente, almeno nei primi anni, presso il re, trattandosi di una monarchia assoluta, quella francese, non di una monarchia costituzionale. La volontà del re era insindacabile e quindi anche il potere della sua amica era proporzionato appunto a questa carica. Certo, però ecco, questa donna così insomma intraprendente, intelligente senz'altro, oltre che bella ovviamente, sapeva anche così coltivare la cultura, gli incontri, insomma ecco, voleva anche così dare prestigio alla corte. Com'era vista dalla corte questa persona così borghese che si inserisce in questo mondo particolare, fatato? Bella domanda, in realtà era vista molto male perché era stata vista come un'intrusa sin dall'inizio. L'etichetta di corte era estremamente rigorosa e seguiva una gerarchia altrettanto rigida, e vedere arrivare una dama del demi-monde, perché era di una famiglia, pensi che il padre si chiamava Poisson, che vuol dire pesce, quindi insomma non era proprio di sangue nobiliare, cosa che all'epoca contava molto. Non è come oggi, naturalmente. Noi dobbiamo diciamo immedesimarci in un periodo storico in cui le differenze di classe sociale erano inimmaginabili oggi, e anche la gerarchia nobiliare era quella molto ben definita. Quindi la dama è stata vista come un'intrusa, però hanno dovuto fare un po' tutti buon viso a cattiva sorte, perché si sono resi subito conto che avere nemica Madame de Pompadour significava rendersi nemico anche il re. Certo. E lei insomma era di equilibrio, diciamo, tra questa corte e anche il re, quindi non era invadente, mi sembra che si sapeva fare, ecco. Esatto, è stata molto, diciamo, molto intelligente in questo, perché ha sempre rispettato molto le forme. Anche il suo ruolo, che dal punto di vista appunto ufficiale era un ruolo inesistente, perché appunto era la maîtresse en titre, ma è stata discreta, ecco, nell'esercitare il suo potere, rispettosissima anche verso la regina. Teniamo conto che Luigi XV era sposato, e lei era, diciamo così, l'amante ufficiale, ma anche qui dobbiamo immedesimarci in quel periodo in cui i matrimoni erano tutti combinati, a maggior ragione quelli dei sovrani, perché seguivano, diciamo, dei criteri esclusivamente di convenienza politica,
e quindi c'era spazio per le avventure sentimentali che purché fossero fatte avvenissero diciamo con una certa discrezione, con una certa eleganza, erano assolutamente tollerate da entrambe le parti. Qui però c'era di mezzo una appunto seminobile considerata un'intrusa che andava ben oltre quelle che erano le carezze affettuose del re, perché era diventato una sorta di ministro ombra. Però Madame de Pompadour, proprio perché oltre alla discrezione aveva anche una grande intelligenza, una grande cultura, si era circondata di filosofi, di scienziati, di intellettuali, diremmo oggi, aveva accresciuto il suo prestigio anche diciamo al di là di quelle che erano le sue prerogative che discendevano dall'affetto regale. Certo, certo. Però Voltaire, insomma, ecco, l'ha definita, allora, virgolettato, aveva la giustizia nella mente e nel cuore. Mi sembra un'affermazione molto profonda, no? Sì, sì, in effetti Voltaire ha molto oscillato nella sua vita nel dare giudizi sulle persone. In realtà non era molto simpatica a Voltaire per varie ragioni, però Voltaire riconosceva in lei delle qualità umane che invece per esempio gli altri filosofi come Diderot e d'Alembert non le riconoscevano affatto. Voltaire era una persona molto, potremmo dire, permalosa, ecco, per cui se uno gli faceva dei favori, nonostante fosse un genio, lo trattava bene nelle sue opere, e se uno gli era antipatico magari lo strapazzava. Madame de Pompadour è stata varie volte, diciamo così, favorevole proprio a Voltaire e lui l'ha ripagata dandone un giudizio lusinghiero. Peraltro perfettamente meritato perché, ripeto, la donna era di grande intelligenza e anche di grande savoir-faire Sì. con gli intellettuali del momento. Certo. E questo Luigi XV era debole, era distratto, che figura era? Tanto per inquadrarlo un po', perché un po' ci sfugge. Ma allora Luigi XV si inserisce tra due re molto più famosi di lui. Luigi XIV, il re sole, sì. quindi il grande re, quello delle tasse moano, lo Stato sono io, stato il più grande re di Francia, e Luigi XVI, che poi è famoso per ragioni opposte perché è finito sotto la ghigliottina. Luigi XV, che era nipote di Luigi XIV, non era il figlio, è salito al trono a un'età molto giovane, anzi era quasi un bambino, c'è stata una reggenza agli inizi, ed è stato estremamente viziato ed è cresciuto in un ambiente anche molto corrotto. E quindi aveva tutta una serie di qualità negative che non erano compensate, ecco, da altre qualità positive di un buon politico o di un sovrano lungimirante come era stato il nonno Luigi XIV. Era estremamente vizioso, era corrotto, era estremamente sensibile al fascino delle donne e in tarda età anche delle ragazzine e dei ragazzini e in particolare, ahimè, sarà anche piccante, però ecco, disonorevole per Madame de Pompadour, lei si è prestata anche a costruirgli attorno una specie di corte, diciamo così, sciagurata, ecco, di un harem al Parc Cerf, al Parco dei Cervi, vicino alla Reggia di Versailles, dove il sovrano poteva, diciamo così, sfogare questi suoi innominabili vizi. Nello stesso tempo però Madame de Pompadour, oltre a fare, ahimè è una brutta parola a dirlo, ma in questa casa era proprio la mezzana di alto bordo, però anche aiutava molta gente, molte di queste ragazze che magari passavano una notte nel letto del re e dopo venivano gratificate anche da lei o con delle doti, diciamo, finanziariamente importanti o anche con dei matrimoni di convenienza. A noi tutto questo oggi sembra quasi incredibile, ma bisogna considerare che a quel tempo i costumi, soprattutto a corte, erano molto più immorali di quanto siano adesso. Siamo noi che crediamo oggi di vivere in un mondo, in un periodo storico così immorale, dissoluto, invece a quell'epoca lo era molto, ma molto di più. Insomma, l'atteggiamento che aveva il re nei confronti delle donne, delle ragazze e anche dei ragazzi
oggi costerebbe la poltrona, dovrebbero andarsene subito. Sì, per molto meno persone in Italia e all'estero sono finite sotto inchiesta. Ma quelli erano i tempi e non possiamo fare paragoni con oggi, ovviamente. No, assolutamente, possiamo soltanto dire che oggi in realtà siamo molto più seri e anche le persone più dissolute a confronto di quelle di una volta sembrano proprio delle bravissime persone attaccate a dei forti sentimenti morali. Certo, i matrimoni erano quasi tutti combinati, insomma, quindi erano era una prassi consolidata. Erano rigidamente combinati, salvo nelle classi inferiori, dove peraltro erano combinati dalle circostanze, cioè il 95% dei francesi erano contadini, quindi i matrimoni avvenivano necessariamente, diciamo così, più o meno combinati dalle famiglie, dal parroco, però c'era anche un po' di spazio per le simpatie personali. Invece nelle upper classes, soprattutto nella nobiltà e a maggior ragione tra i re, erano esclusivamente determinati da interessi, ragion di Stato, chiamata così, ragion di Stato, esatto. Quindi insomma era una prassi, diciamo, normale, consolidata. Bene, insomma, ci ha fatto conoscere questa donna di cui insomma, abbiamo sentito parlare tantissimo anche negli anni scolastici, però è sempre bene anche conoscere altri aspetti, perché tutto sommato ci ha saputo fare, come ha detto lei, ed era anche umana, insomma, non è che ha strafatto diciamo che globalmente il giudizio è positivo. Ecco, questo è interessante. Dottore, noi la ringraziamo tantissimo e aspettiamo altri articoli. Sì, ogni sabato. Io la leggo sempre. Riscatti, io la leggo sempre. Di cultura generale. Bene, grazie dottore. Allora e buon anno a tutti. Anche a lei, tanti auguri. Grazie, arrivederci.